stato il classico temporale estivo, oggi pomeriggio, a mandare sott'acqua gran parte della zona industriale e la parte iniziale del quartiere Camin. Bloccati i sottopassi della tangenziale in via Vigo Novese, viale dell'Industria e viale della Navigazione Interna. Diversi i veicoli bloccati in panne a causa dell'acqua alta. In viale della Navigazione Interna, molti i rami spezzati e nel sottopasso bloccato, oltre all'acqua, si registra anche il cedimento del terreno laterale che è finito sulla ciclabile rendendola impraticabile. Allagata anche via Uruguay e parte di viale dell'Elettronica. Un albero è caduto sull'argine vicino al ponte Ariosto. Fortunatamente nessuno in quel momento si trovava a transitare per quella strada. L'albero, già marcio e debilitato dal precedente temporale, non ha retto e i residenti puntano il dito sul comune che non avrebbe fatto nulla per sanare una situazione già nota. Intervento dei vigili del fuoco, sempre per dei rami pericolanti all'inizio di via Vigo Novese. Anche in questo caso si tratterebbe di problemi relativi al precedente temporale. Gravi le ripercussioni sul traffico cittadino. Sfishammer Channel News, Padova.